Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, il notiziario di Chioggia Azzurra di oggi, venerdì 9 maggio. Una delle vie più centrali per accedere al Corso del Popolo da Fondamenta Lombardo, Calle Cesare Battisti, è interessata da un cantiere Veritas rimasto fermo da almeno un mese. I lavori, iniziati intorno a metà marzo, si sono inspiegabilmente interrotti poco dopo Pasqua. La presenza di un cantiere bloccato nel cuore del centro storico, lungo una calle dove operano diverse attività, un fioraio, un bar, un parrucchiere tra le altre, sta creando notevoli disagi sia per i commercianti che per i residenti e i passanti. Il primo rallentamento era stato causato dal ritrovamento di un antico pozzo e di una vecchia muratura che ha richiesto l'intervento della sovrintendenza archeologica. Successivamente pare che l'impresa, inizialmente incaricata, non fosse adeguatamente organizzata per gestire l'intervento, portando Veritas a sostituirla con una nuova ditta esecutrice, presumibilmente più attrezzata. Salvo ulteriori imprevisti, i lavori dovrebbero riprendere la prossima settimana, un auspicio importante per le attività della zona e per tutti coloro che quotidianamente attraversano quella parte di città, già messa alla prova da altre criticità legate alla viabilità. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro. È stata Irene Boscolonata della quinta ALN del liceo ad aggiudicarsi il primo posto nel concorso di poesia in lingua spagnola arrivato alla sua terza edizione dal titolo Caro Petrarca, che ne dici dei nostri versi, che si è tenuto a Padova e che ha coinvolto le scuole della regione Veneto. Irene ha presentato una poesia molto toccante in lingua spagnola in cui descrive il difficile momento che sta vivendo ora, in cui uno dei suoi cari affetti, la nonna, sta soffrendo per una malattia. Nonna e nipote condividono la stessa data di nascita da cui sono scaturiti i versi, il 2 novembre. La premiazione si è svolta a fine marzo all'Istituto Barbarigo di Padova, ha visto tanti studenti declamare i propri componimenti di fronte a un pubblico composto non solo da genitori e da una giuria. A premiare Irene è stata la vincitrice della precedente edizione, un momento bellissimo e una grande soddisfazione, superata però dalla gioia di vedere l'orgoglio nello sguardo della nonna e la felicità per l'esito del concorso. Irene ha potuto riconoscere in quei versi il potere della poesia e del ruolo che può avere nell'aiutare a superare situazioni complicate. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco. La Camera dei Deputati ha approvato con 155 voti favorevoli e nessun contrario la proposta di legge che riconosce l'obesità come malattia. Il testo ora passerà al Senato per il via libera definitivo. Una volta approvata, le prestazioni per la prevenzione e la cura dell'obesità entreranno nei livelli essenziali di assistenza LEA, diventando quindi a carico del Servizio Sanitario Nazionale. L'obesità è un problema serio in Italia, colpisce circa 6 milioni di adulti, l'11,8% della popolazione, e riguarda anche i più piccoli, con quasi il 19% dei bambini tra 8 e 9 anni in sovrappeso e il 9,8% di obesi. La legge composta da 6 articoli prevede fondi crescenti a partire dal 2025, l'istituzione di un osservatorio nazionale, campagne di sensibilizzazione e l'impegno delle istituzioni scolastiche e sanitarie per promuovere corretti stili di vita. Un passo importante per la salute pubblica e per alleggerire, almeno in parte, il peso crescente che grava sul sistema sanitario.
A proposito di peso, confidiamo che il nuovo dispositivo legislativo venga ulteriormente migliorato, magari prevedendo un trattamento speciale anche per sindaci ed ex sindaci che durante il mandato ci hanno dato un po' troppo dentro con la forchetta. Allora, sono passato questa mattina sempre al Mix Market. C'è Giulia che non vuole farsi riprendere, ma vabbè, cosa volete? Dice che non facciamo le riprese fatte bene, vabbè. Comunque, a parte così le battute, qua veramente io sono veramente così anche un po' stupito che in un locale è abbastanza grande, ma non è grandissimo, e ha veramente un assortimento incredibile. Io sono consumatore di tè, lo uso spesso, e veramente c'è un assortimento di tè. Qualcuno anche mi ha fatto qualche regalo tempo fa del tè, proprio questo, buonissimo. C'è il tè sia solubile, tra l'altro mi diceva che c'è anche quello per l'estate. Io vi consiglio di fare un salto perché veramente c'è una varietà di cose incredibili, buonissime, e veramente passate qui al Mix Market. Oggi, 9 maggio, si festeggia la giornata dell'Europa, una ricorrenza simbolica che ricorda la dichiarazione Schuman del 1950, il discorso con cui il ministro degli esteri francese Robert Schuman propose la creazione di una comunità del carbone e dell'acciaio, embrione dell'attuale Unione Europea. Celebra la volontà di garantire pace e cooperazione dopo quelle che furono le tragedie e i disastri della Seconda Guerra Mondiale e celebra i valori promossi dall'Europa, la pace, l'unità, la solidarietà, la libertà e la democrazia. In molte città per celebrare questa giornata si organizzano eventi culturali e incontri e quest'anno anche a Chioggia si organizza un evento dedicato a questa giornata. Come altrove si inaugurerà la Panchina Europea, un'iniziativa simbolica per avvicinare i cittadini all'idea di ciò che l'Europa rappresenta. Secondo i canoni sarà blu con le 12 stelle gialle, quelle dell'Unione Europea, e oggi sarà installata presso il parco che è stato dedicato alla Divina Eleonora Duse, in via Pasquale Cicogna. Oltre alla panchina sarà inaugurata la casetta di Book Crossing per lo scambio dei libri e sarà posta una targa di titolazione del parco. Ci ricordiamo che sia la titolazione alla Duse che la casetta per i libri sono due iniziative a cui tenevano molto l'assessore alla cultura Zennaro e l'assessore all'ambiente De Perini. Entrambe quindi dovrebbero essere presenti all'evento. Per chi comunque come loro vuole essere presente alle celebrazioni, si terranno in via Pasquale Cicogna, parco dedicato alla Duse, a partire dalle ore 10. Stema svuota tutto, hai sentito bene? Dal 5 maggio ogni mattina dalle 8:30 alle 12:30, dal lunedì al sabato, Stema a Portoviro fa piazza pulita, bikini e costumi donna a 10 euro, bimba a 3 euro, bimbo a 2 euro. Corri prima che finisca tutto, Stema, il vero affare, ti aspetta a Portoviro. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 9 maggio, è la farmacia Cutulakis in Rivavena Chioggia. Vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra e la pagina Facebook Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci, lasciate un like e ciao a tutti.